Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Io non sono degno, al numero 118. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi prendi me. Sono come la polvere alzata dal cielo, sono come la pioggia piovuta dal cielo, sono come una canna spezzata dall'uragano. Se tu, Signore, non sei con me, io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi prendi me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per tutti i perseguitati nel mondo, in modo particolare per i cristiani perseguitati in Nigeria, per gli studenti, le studentesse, gli insegnanti che in questi giorni sono stati rapiti alla St. Mary's School. Chiediamo che il Signore doni loro consolazione, ma anche al più presto liberazione. Confessiamo tra di noi al Signore i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della tua provvidenza vuoi che la Chiesa sia unita alla passione del tuo Figlio, concedi ai perseguitati a causa del tuo nome uno spirito di perseveranza e di amore, perché siano trovati fedeli e autentici testimoni delle tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Daniele disse a Nabucodonosor: Tu stavi osservando, re, ed ecco una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto.
Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d'uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro ed argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque si trovino figli dell'uomo, animali selvatici e uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani. Tu li domini tutti, tu sei la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno duro come il ferro. Come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito all'argilla fangosa. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto d'aver visto il ferro mescolato all'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla fangosa. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione. Parola di Dio. A Lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite opere tutte del Signore il Signore, benedite angeli del Signore il Signore. Benedite cieli il Signore, benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore. Benedite potenze tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Alleluia, 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 alleluia. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Dicevamo ieri che l'ultima settimana dell'anno liturgico ci consegna un movimento che siamo chiamati a riconoscere e a seguire, un movimento che ci porta verso la nostra origine, verso il nostro Creatore, che ci consente di ricevere nuovamente vita abbondante, ma che ci chiede anche di iniziare a vivere in maniera diversa. Sarà questo l'esito del Natale, quando i magi dovranno prendere un'altra strada per tornare a casa loro. È il frutto dell'ultima settimana dell'anno liturgico e del tempo di Natale. Ma ci dicevamo anche che quando noi torniamo alla nostra origine, partecipiamo del sogno di Dio, del desiderio di compartecipare della sua vita a tutti i suoi figli, qualunque terra che abitiamo è terra promessa. Quando ci avviciniamo a Lui non esiste più una terra straniera, una terra di esilio. Ovunque siamo possiamo nutrirci, mangiare ed essere fecondi, perché il Signore continua a riversare su di noi tutti i Suoi doni. In modo particolare, attraverso il libro di Daniele, scopriamo che c'è un dono per eccellenza che siamo chiamati a riconoscere, a fare nostro, che è il dono della sapienza, che in questi giorni in qualche modo tornerà, dove la sapienza non è il sapere molte cose, ma è un dono particolare che Dio fa per saper leggere bene la realtà, saper leggere la vita attraverso il suo sguardo, la sua prospettiva, saperla decifrare secondo il suo cuore, addirittura saper riconoscere nuovi nessi, nuove connessioni, nuovi collegamenti presenti nella storia che ci consentono di guardarla in modo nuovo, inedito. È un approfondimento dello sguardo. Addirittura questa sapienza ci consente di leggere i sogni, cioè di saper interpretare quel fenomeno strano e meraviglioso che il Signore ci ha donato, in cui noi riusciamo a dirci delle cose che normalmente preferiamo non vedere o non dire. Il Signore ci tiene così tanto a noi che facciamo verità nel nostro cuore, che oltre alla vita cosciente ci dà anche questo spazio in cui noi possiamo far emergere dal nostro cuore, dalla nostra mente, alcune cose che ordinariamente cerchiamo di non guardare. E questo è un dono enorme, perché ci consente di fare verità. E sapete che i sogni saranno un tema molto presente nel tempo dell'Avvento e del Natale. Perché i sogni non sono semplicemente visioni da fuori, in cui Dio ci suggerisce qualcosa. Non è soltanto questo il sogno.
Le visioni sono qualcosa che appartengono all'esterno, i sogni sono nostri, sono qualcosa che generiamo noi. E dentro questi sogni noi non soltanto possiamo comprendere la volontà di Dio, ma possiamo approfondire il nostro desiderio. Questa è la grande opportunità che oggi possiamo prendere nelle nostre mani. Pensate soltanto a Giuseppe. Giuseppe desiderava non fare del male a Maria, si addormenta e nel sogno invece comprende che non soltanto non deve farle del male, ma deve prenderla con sé. È un approfondimento del suo desiderio. Ed è quello che fa Daniele con Nabucodonosor. Questo re che gli chiede: guarda, tu che sei sapiente, aiutami a interpretare questo mio sogno che non riesco a leggere. E Daniele, che è sapiente, lo aiuta. E in che modo lo aiuta? Gli dice una cosa terribile: guarda che del tuo regno non resterà niente, sarà fatto a un certo punto di argilla. Eppure Daniele gli parla con familiarità, perché ciò che sta facendo Daniele dentro questo approfondimento dello sguardo è dire l'unica cosa importante anche a Nabucodonosor, cioè guarda che il tuo regno rimanga o che venga distrutto non ha importanza. Io ti annuncio che esiste un regno che non avrà mai fine. Questa è l'unica cosa che conta ed è importante anche per te. Questo è ciò che sei chiamato anche tu a scoprire. Tutto passa. Noi possiamo fare delle buone cose in questa vita, lasciare per un po' il segno, ma poi tutto viene cancellato. E allora il rischio è che noi perdiamo fiducia, speranza, voglia di vivere, visto che tutto finisce. Daniele dice: non ti preoccupare, c'è qualcosa che rimane. Addirittura, pensando al Vangelo, nemmeno le pietre del Tempio rimarranno su, ma ciò che conta è che c'è una pietra angolare che saprà attraversare tutta la storia e sarà il fondamento per un nuovo regno, una nuova vita. Allora cerchiamo questo oggi, questo tipo di sapienza, che ci faccia riconoscere l'unica cosa che conta, che resta nella vita, e che iniziamo a seguirla e a costruirci sopra. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte che umilmente ti presentiamo, e a coloro che, servendoti fedelmente, soffrono le persecuzioni degli uomini, concedi la gioia di essere uniti al sacrificio di Cristo tuo Figlio, nella certezza che i loro nomi sono scritti nei cieli insieme a quelli degli eletti.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei perseguitati, Tu rendi sempre feconda la Tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del Tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengano nel cammino della vita, perché si compia anche in noi il Tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la Tua resurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Gian Filippo, e nella Tua misericordia di tutti i giorni. Ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo Ti furono graditi. In Gesù Cristo Tuo Figlio canteremo la Tua lode e la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il Suo Spirito, con la libertà che è la fiducia dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Canto di comunione al numero 83. Solo chi ama. Noi annunciamo la parola eterna. Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato i tempi. Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, in Lui non c'è la notte. Dio è amore. Noi ci affidiamo lungo il suo sentiero. Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo.
amiamo perché Lui ci ama. Dio è amore. Egli per primo diede a noi la vita. Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, o Padre, conferma i Tuoi figli nella verità e concedi ai Tuoi fedeli perseguitati che, portando la croce sulle orme del Tuo Figlio, possano sempre in mezzo alle prove gloriarsi del nome cristiano. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu manifesti la Tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono. E hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E l'ora che dia. E l'ora che dia la sfida fede, le note ci invia della vece. Ave, Ave, Ave Maria.
Se prendo 3 pezzi, il terzo pezzo lo pago €1. È da pazzi! No, è da Nico Abbigliamento Calzature. Fino al 17 novembre acquista 3 articoli. Il meno caro lo paghi solo €1. Solo €1! Pazzesco! Ogni 3 pezzi, il meno caro lo paghi €1. Solo da Nico Abbigliamento Calzature e su nico.it fino al 17 novembre. Una fiera, 100 fiere. Pordenone Fiere. Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico. A Legnaro. Amici, ben ritrovati. Un lieve aumento delle temperature massime